Una squadra che questa sera potrebbe matematicamente salutare la Serie A e che ha come unico obiettivo quello di chiudere in modo onorevole la stagione. Un'altra che vuole confermare e consolidare il proprio posto in zona playoff e dare finalmente un po' di continuità di risultati. Amiche ed amici di Futsal TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala AGSM Heim di Verona. È la 25esima giornata, la 10ª di ritorno della Serie A New Energy. È Olimpia Verona Ital Service Pesaro. I gialloblu di Luca Castagna stanno alternando da diverse settimane buone prestazioni a rovinose cadute, ma soprattutto offrono le proprie migliori prestazioni contro le squadre più forti del campionato. In caso però questa sera di mancata vittoria sarebbero aritmeticamente retrocessi. I biancorossi di Fausto Scarpitti, che hanno cambiato moltissimo nel corso della sessione invernale di mercato, vogliono dare seguito al prezioso successo sull'Eco City Genzano e migliorare pure il proprio rendimento esterno. Un rendimento esterno che in questa stagione li ha visti vincere 2 sole volte lontano dal Pala Megabox. Andiamo subito alla lettura delle formazioni a disposizione di due tecnici. Partiamo con l'Olimpia Verona di Luca Castagna con il 2 Magrone, 3 Fiore, 6 Portinari, 8 Nardi, 9 Claro, 10 Lucaian, 11 Roccia, 16 Jorge Santos, 13 Bortolotto, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 89 Portuga. Dall'altra parte invece l'Ital Service Pesaro di Fausto Scarpitti, i portieri sono con il 12 Luberto, 23 Petrucci, 37 Puttano e poi 18 Caruso, 24 Barichello, 5 Toni Dandel, 6 Vavà, 10 Belloni, 14 Juanfran, 16 Andrea Ferreira, 19 Mohabs, 20 Bercane, 22 D'Ambrosio. La terna arbitrale questa sera presenta il Pala GSM Heim, il primo arbitro è Davide De Ninno della sezione di Varese, il secondo è Chiara Perona di Biella, al crono Giacomo Voltarel di Treviso. Tutto pronto dunque sul parquet del Pala AGSM Heim. Da una parte attaccherà da sinistra a destra dei teleschermi nel primo tempo l'Ital Service Pesaro, ospite oggi al Pala GSM Heim appunto, e da destra a sinistra invece l'Olimpia Verona. Sul pallone il primo giro al pallone lo darà Umberto Caruso, che qui abbiamo visto poco più di un mese fa, nel mese di gennaio, su questo stesso parquet, impegnato invece con la maglia dell'Eco City Futsal Genzano, una vittoria 6-1 contro appunto i gialloblu di Luca Castagna. Con lui c'era anche Matteus Barichello, i due protagonisti assieme a Julio De Oliveira di un maxi scambio in sede invernale di mercato, appunto Caruso e Barichello nelle Marche, Julio Miotti De Oliveira all'Eco City Genzano. Tutto pronto, è cominciato il match, il primo pallone appunto come detto lo gioca l'Ital Service Pesaro. L'Ital Service Pesaro proprio reduce alla vittoria 4-1 del Pala Megabox venerdì contro l'Eco City Genzano nel match degli ex che hanno anche determinato gran parte del tabellino, l'autorete di Julio De Oliveira e la rete di Julio De Oliveira per l'Eco City, le reti di Caruso Barichello, oltre a quello del oggi assente per squalifica Murilo Schiocchet per l'Ital Service. C'è subito un calcio d'angolo in favore della squadra di Scarpitti, arrivato in estate sulla panchina del secondo club più titolato d'Italia, in luogo di Fulvio Colini, che dal 2018 al 2023 sulla panchina dei rossiniani ha vinto tutto. Il corner messo dentro da Vavà, l'ex Feldi Eboli, una palla tesa forte, toccato Alessandro Mazzoni. Gioca il pallone nuovamente all'Ital Service Pesaro con questi primi possessi della gara. Sono passati 26 secondi di gioco, ovviamente siamo sullo 0-0. Capitan Toni Dandel che gioca verso Vavà, che appunto ha impensierito prima Mazzoni, che ha ben smanacciato la sua soluzione dal corner. Caruso spalla alla porta, ha fatto molto male con la maglia dell'Eco City Genzano un mese e mezzo fa alla squadra appunto di Luca Castagna. Vavà cerca un po' di spazio, ce l'ha lo spazio, colpisce il palo. C'è stata probabilmente la deviazione anche di Alessandro Mazzoni sul tiro del numero 6, ex Feldi Eboli appunto come detto, tra le altre anche ex Lazio, Camedosson, Napoli, con un'esperienza anche nel San Paolo prima di tornare in Italia e vestire la maglia dell'Ital Service Pesaro. Ci prova poi anche Matteus Barichello, anche lui in gol nel match di gennaio qui al Pala GSM Heim. La vittoria appunto come detto 6-1 dell'Eco City Genzano, la neopromossa che sta sorprendendo in questa stagione. C'è stata la deviazione di Willy Roccia e quindi rimessa laterale dalla sinistra del fronte offensivo dell'Ital Service Pesaro. Prova a mettere dentro verso il secondo palo, verso Vavà. Barichello ha capito tutto e ha intercettato senza problemi Mazzoni, e dunque il primo possesso della gara anche per l'Olimpia Verona, che quindi può manovrare per la prima volta nel match. William Roccia cerca di destreggiarsi, gioca all'indietro per il capitano Lucaian, ancora verso Portuga, bel lancio verso Jorge Santos che però aggancia male. Su di lui c'era a fare buona guardia Toni Dandel, non è servita però non è servito il lavoro difensivo del capitano dei rossiniani, perché Jorge Santos Rodriguez non ha
ben controllato il pallone, lungo linea va verso Caruso, cercano lo scambio 2, la palla che poi arriva verso Tony Dandel, va sotto porta, grande parata ad immolarsi da parte di Alessandro Mazzoni, prima grande occasione del match dopo poco più di 90 secondi di gioco, per l'esattezza ne sono passati 94, c'è stato un tiro da fuori di Tony Dandel sporcato, se non vado errato, da Jorge Santos Rodriguez, sotto porta, palla vagante, è stata preda di Vavà, che ha cercato appunto da pochi passi di battere Mazzoni e sbloccare subito il risultato al palla GSM. In grande fuga intanto di Barrichello, gran palla, non ci arriva per pochissimo, si aiuta anche con mestiere Portuga, non ci arriva Caruso. 18 e 12, due occasioni importanti per l'Ital Service nel giro di pochi secondi, prima la più importante quella con Vavà e la grande risposta di Alessandro Mazzoni, e poi questa fuga bellissima sulla banda di destra nel fronte offensivo bianco-rosso da parte di Matteo Barrichello, palla verso l'altro ex Ecocity Genzano, Caruso, che nel cuore dell'area di rigore a pochissimi passi dalla porta non è arrivato puntuale alla deviazione con la testa, dicevamo con Portuga che ha fatto buona guardia e ha fermato l'azione del numero 18, ancora Caruso che cerca di muoversi spalle alla porta, si gira alla grande, coglie però solo l'esterno della rete, rebus di difficilissima soluzione da parte dell'Olimpia Verona. Caruso anche in questo primo scorcio di gara, Lucayan gioca il pallone verso William Roccia, cogliendolo però in controtempo, era andato lungo, aveva poi fermato la propria corsa cercando di rientrare William Roccia, il vice capitano della squadra di Luca Castagna, e dunque possesso nuovamente per l'Ital Service Pesaro con Vavà che cerca di muoversi e poi gioca però forse con i tempi sbagliati questo pallone verso il capitano Felipe Tony Dandel, che non è riuscito a raggiungere dunque il pallone. Rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona che cerca di portarsi in zona offensiva per la prima volta, lo fa con questo tocco di Lucayan per William Roccia che sbuccia però la conclusione col mancino, dunque Putano che tocca il primo pallone della sua gara semplicemente per raccoglierlo e rilanciare Caruso che cade, attenzione la palla verso Vavà, servito da Caruso a terra, Barrichello, azione il destro, la deviazione di William Roccia su di lui, si lamenta Jorge Santos verso il primo arbitro De Nino Di Varese, lamentando una trattenuta, diciamo, credo, di Umberto Caruso da terra. Era andato a terra appunto il numero 18, ex anche CMB Matera, Feldi Eboli, Vittulano, Dragstor, Manfredonia, Olympus Roma e Futsal Pescara, che appunto sta vivendo questa stagione a metà tra Ecocity Genzano e Ital Service Pesaro. Era riuscito poi a servire Vavà che ha perso però l'attimo e poi è andato da Barrichello, ne è scaturito un corner battuto proprio da Vavà che scavalca tutta la difesa giallo-blu verso Barrichello, torna all'indietro da Tony Dandel all'interno del cerchio di centrocampo, Vavà, Tony Dandel ancora verso Matteus Barrichello, gioco di gambe per disorientare William Roccia e poi l'imbucata da parte di Tony Dandel che però non trova con i tempi giusti Umberto Caruso. Si scade nel frattempo sulla panchina gialloblu Federico Nardi, pronto probabilmente ad entrare il pivot classe 2001, il lancio poi di Mazzoni verso Lucayan che però non può controllare. Dicevamo che questa sera se l'Olimpia Verona non dovesse ottenere i 3 punti, e sarebbe la prima volta in stagione, la prima vittoria stagionale, la squadra di Castagna appunto sarebbe matematicamente retrocessa con 5 turni di anticipo. Caruso trovato da Barrichello, non riesce però ad agganciare nel migliore dei modi, favorisce dunque l'uscita di Mazzoni, gran lancio di Portuga e grande stop da parte di Jorge Santos, parte in surplus Jorge Santos col mancino, è la prima conclusione dopo poco meno di 4 minuti di gioco per l'Olimpia Verona, bussa dunque anche la squadra di Luca Castagna, bella giocata, bel lancio da parte del mago Portuga verso Jorge Santos Rodriguez, l'ottimo aggancio dello spagnolo, palla poi sul mancino in diagonale, non inquadra lo specchio della porta, difesa dal portiere classe 85 Davide Putano, e dunque si resta sul punteggio di 0-0 quando siamo entrati da pochi secondi nel corso del quinto minuto di gioco. Ci prova con una bella palla André Ferreira appena entrato sul parquet a servire Caruso che poi lotta, attenzione a Barrichello, un 2 contro 0, Barrichello serve la palla e c'è il clamoroso errore per l'Ital Service Pesaro da parte proprio di Ferreira De Santana,
grande occasione per l'Italservice Pesaro, era praticamente un 2 se non un 3 contro 0 con la palla recuperata da Barichello sulla tre quarti difensiva dell'Olimpia Verona. Si era lanciato il 24 davanti a Mazzoni con alla sua sinistra Andrea Ferreira, che però da posizione leggermente defilata ma comunque con la porta spalancata non è riuscito ad inquadrare dalla parte giusta appunto lo specchio difeso da Mazzoni, cogliendo l'esterno della rete, e dunque grande occasione, forse la più importante fin qui del match per l'Italservice Pesaro. Belloni appena entrato anche lui sul parquet, giocatore marchigiano, tornato nelle Marche appunto dopo l'inizio di carriera al Cussancona. Ancora Barichello sempre in campo in questo avvio di gara, che gioca sulla destra per un altro non entrato Mohamed Bollou Zirari, per tutti i Mohabs, che non aggancia il laterale classe 2005 marocchino di passaporto spagnolo. In prestito dal Valdepenas, formazione spagnola, grande impatto per lui con il campionato italiano, con l'arrivo appunto nella sessione di dicembre-gennaio e già 6 reti realizzate appunto con la maglia dei rossiniani. 14 minuti e 41 secondi, siamo entrati da 19 secondi nel sesto minuto di gioco, sempre 0-0 al Pala GSM Heim tra Olimpia Verona e Italservice Pesaro, match che chiude il quadro del turno infrasettimanale del 25esimo decimo di ritorno della serie New Energy. Chiude nel senso che è il match che comincia più tardi, appunto alle ore 21. Nel frattempo il tiro cercato da Mohabs con Belloni, che però va a colpire il pallone, a toglierlo dalla zona pericolosa. Malinteso probabilmente tra i due. Attenzione a Nardi che si muove bene, prima si destreggia e supera e guadagna la posizione di vantaggio su Barichello, poi però c'è il recupero, l'ottimo tempestivo ripiegamento difensivo da parte di Mohabs. Andrea Ferreira verso Belloni, spalla alla porta, il suo mancino a giocare il pallone, il classe 88 ancora verso Mohabs, che va però a complicarsi la vita. Ugas centrale per la parata, la prima del match da parte di Davide Puttano. Recupero palla in zona offensiva per l'Olimpia Verona, con Ugas che ha potuto azionare il mancino. Ha cercato l'8º gol della propria stagione, senza però riuscire a superare l'ottima guardia di Puttano. Recupera palla Belloni nel frattempo, che cerca di proporre dunque una nuova azione offensiva per l'Italservice Pesaro. Palla che però si perde in fallo laterale per il passaggio fuori misura da parte di Belloni verso Andrea Ferreira, che poco fa ha avuto il più importante pallone del match fin qui. È entrato anche Juan Ignacio Claro, l'ultimo arrivato assieme ad Emanuele Fiore nel roster di Luca Castagna. Ugas proprio per l'argentino, Juan Ignacio Claro verso Portinari, che prova a far correre con la suola in mezzo esterno proprio Jacopo Ugas. Malinteso tra i due, palla che si perde dal lato opposto del campo, si perde tra le braccia di Davide Puttano. Belloni allarga tutto sulla sinistra per Andrea Ferreira, la palla verso il capitano Felipe Toni Dandel. 7 reti per lui lo scorso anno con la maglia dell'Italservice Pesaro. L'Italservice Pesaro che dopo un triennio di successi con la doppietta scudetto Coppa Italia nella stagione 21-22 e comunque la Supercoppa Italiana all'inizio della scorsa stagione, la scorsa stagione invece ha vissuto appunto un ridimensionamento e ha raggiunto la salvezza solo dopo i play-out vinti nella doppia sfida 4-3 e 4-1 tra andata e ritorno sul 360 Gigi Monastir. La giocata tentata, cercata da Mohabs, fermato da Jacopo Ugas proprio davanti alla panchina giallo-blu, rimessa laterale in favore dei rossiniani con Andrea Ferreira, di nuovo dal 19 marocchino spagnolo. Ora Toni Dandel, di nuovo a destra per Belloni, cerca di muovere velocemente il pallone. L'Italservice Pesaro si sta chiudendo bene però la difesa giallo-blu. Ancora Mohabs che cerca di saltare, lo supera in velocità Lucayan, cerca poi un destro che non fa male però la difesa giallo-blu, che allontana e organizza la nuova azione offensiva. E nel frattempo c'è il primo fallo della gara, un fallo di mano anche forse volontario da parte di Mohabs, a cui Scarpitti, facendo di allontanarsi dalla zona calda, si lamenta tutta la panchina giallo-blu, in particolare Jorge Santos Rodriguez. Anche Luca Castagna protesta animosamente nei confronti del primo arbitro, in questo caso Davide De Nino di Varese. È stato lui a non fischiare, o meglio a non
sanzionare con il giallo il fallo di mano volontario da parte del marocchino, dicevamo marocchino di passaporto spagnolo, proveniente in prestito dagli spagnoli del Valdepenas. Il tocco di Mohabs, l'ultimo però è di Pietro Portinari, la rimessa laterale dunque è in favore della squadra di Fausto Scarpitti, allenatore classe 75 nativo di Isernia, per lui importanti esperienze con il CMB Matera, con l'acqua e sapone e con la Sandra Battavellino. Lo scorso anno invece sulla panchina del Real San Giuseppe ha vinto la Coppa Italia in finale proprio contro l'Ital Service Pesaro, con la finale vinta appunto 3-1 sul parquet del Pala Vesuvio di Napoli. C'è stato un intervento alquanto veemente, deciso da parte di Valdir de Lima per tutti Vavà su Jacopo Ugas. Resta a terra il laterale classe 96 nativo di Cagliari. Lo scorso anno aveva giocato con Marco Belloni tra le fila del Nuova Comauto Pistoia, stagione poi culminata con la retrocessione per la formazione toscana. Si rialza Ugas, nulla di grave per lui, e poi Jorge Santos Rodriguez che prova a saltare in velocità Matteo Barichello, senza fortuna, rischiando anche un po' con questa sbracciata. Non interviene De Ninno, il lancio lungo verso Caruso, su di lui Juani Claro, si strattonano i due e poi viene fischiato il fallo a giocatore argentino proveniente dal Differdange, dai lussemburghesi del Differdange, lui che è cresciuto nella formazione argentina del Caballito Juniors, lo stesso club in cui è cresciuto uno sconosciuto come Leandro Cuzzolino, campione del mondo poi con l'Argentina. C'è anche un campione d'Europa nell'Ital Service Pesaro, un 2 volte campione d'Europa con la maglia della Spagna, Miguelin, oggi però assente, così come già detto Murilo Schiocchet, squalificato, il miglior marcatore dell'Ital Service Pesaro in questa stagione con 17 reti. Il calcio di punizione battuto da Vavà, palla allontanata dalla difesa dell'Olimpia Verona che traduce l'azione poi da difensiva a offensiva con la bella fuga, la bella iniziativa personale sulla banda di sinistra da parte di Jorge Santos Rodriguez, che poi conclude però la sua azione con un mancino di molto largo rispetto alla porta difesa da Puttano, che ha già fatto ripartire l'azione dei compagni. 11 minuti e 18 secondi, ci stiamo avvicinando alla metà della prima frazione di gioco, sempre 0-0 tra l'Ital Service Pesaro Olimpia per una bella giocata di Vavà verso Tony Dandel, guadagna però il pallone Luca Ian, lo difende poi con forza Jorge Santos. Emanuele Fiore anticipato da Tony Dandel, un po' leggero il numero 3, e la palla poi di Tony Dandel verso Vavà, che rischia però di colpire quasi il compagno, di colpire Umberto Caruso, un malinteso tra i due, la palla che sfila proprio in mezzo ai due giocatori rossiniani, e dunque sfuma un'altra azione per l'Ital Service Pesaro. Dicevamo 0-0 ancora, quasi alla metà della prima frazione di gioco, mancano ora 10 minuti e 52 secondi. Jorge Santos va in verticale verso William Rocha, steso lo spagnolo ex Fortitudo Pomezia, niente di fatto, nulla da segnalare per gli arbitri. E poi la bella giocata di Jorge Santos, che ora si lamenta verso Perona di Biella, il secondo arbitro oggi. Ieri inizialmente era stato designato Vincenzo Cannistra di Catanzaro come secondo arbitro, oggi sostituito appunto da Chiara Perona. La palla di Portuga verso Luca Ian, che poi però centra il pallone senza impensierire la difesa rossiniana. Dall'altra parte un pallone da parte di Barichello verso Tony Dandel, colto in controtempo il capitano classe 90 dal laterale del 95, e dunque altra azione che sfuma per l'Ital Service Pesaro, altro possesso offensivo per l'Olimpia Verona con la palla scodellata da Luca Ian verso Portuga, cerca 2 volte il compagno e connazionale Luca Ian. Barichello difende palla dalla pressione di William Rocha, ancora l'ex Cusmolise, gran palla per Caruso, Caruso che aggancia, Caruso che si allarga un po', la palla verso Vavà che può zanare il mancino, va in diagonale, ha deviato Portuga, c'è poi un contatto all'interno dell'area di rigore tra Jorge Santos e Caruso, si lamentano i due, si scambiano anche qualche veduta non proprio amichevole, poi però tutto rientra, si aiutano a rialzarsi i due. Si lamenta però ancora Jorge Santos Rodriguez all'indirizzo di De Ninno. È stato uno scambio probabilmente di complimenti, si fa per dire,
a palla lontana, mentre Vavà cercava lo spazio giusto per andare alla conclusione. Siamo entrati da 12 secondi nella seconda metà del primo tempo al Pala GSM Eim 0-0 tra Olimpia Verona e Italservice Pesaro, che vanno alla prima sospensione tecnica di questo match. Dicevamo di questo turno, il 25esimo decimo di ritorno della Serie A New Energy, turno infrasettimanale che si gioca tutto oggi. Si è aperto alle 16 con la vittoria della Meta Catania sul Sporting Sala Consilina, vittoria esterna 5-3. Alle 18 poi Sandro Abate Avellino Ciampino Futsal 8-2. Alle 19 Olympus Roma Feldi Eboli con la vittoria 4-2 della capolista, sempre più incontrastata e ormai lanciata verso la conquista della regular season. E sempre in contemporanea Piero Ossigeno Cosenza, Came Treviso che hanno pareggiato 2-2, e poi in corso 2-2 momentaneo tra L84 e Napoli Futsal, 2-1 del Savia Testa Mantova sull'Active Network, e all'intervallo è 0-0 tra Eco City Futsal Genzano e Fortitudo Pomezia, per chiudere il quadro appunto alle 21 è cominciato il match del Pala AGSM Eim tra Olimpia Verona e Italservice Pesaro. Tony Dandelli, il calcio d'angolo in favore dell'Italservice, all'indietro per Barichello, si porta la palla sul mancino, sul destro, scusate, lo fa partire. C'è stata la deviazione di Jorge Santos che fa alzare la traiettoria della conclusione sopra la traversa, non è intervenuto Mazzoni. E si tratta dunque di corner dal lato opposto del campo, dal lato destro del fronte offensivo rossiniano. È ancora Tony Dandelli a mettere dentro, a scavalcare la difesa verso Barichello, che questa volta ci prova invece al volo, un bello stile ma scarsa precisione, palla che si alza nuovamente sopra e sorvola la trasversale della porta difesa da Mazzoni. William Roccia ha cercato l'imbucata con l'esterno verso Lucayan, ha capito tutto e ha momentaneamente frenato l'azione della squadra di Luca Castagna. Barichello, Lucayan che cerca e trova, anzi no, Portuga, c'è stato l'intercetto e il recupero momentaneo solo per un attimo da parte di Umberto Caruso, rimessa laterale comunque in favore dell'Olimpia Verona. Portuga all'inizio da Jorge Santos, poco oltre la linea mediana del campo, controlla male Lucayan, poi cerca di ripartire l'Italservice, palla troppo lunga per Vavà e raccolta da Mazzoni. William Roccia verso Lucayan, anticipato secco da Barichello, attenzione 2 contro 1 Barichello palla sul mancino, Barichello, grande conclusione con il destro, ha ignorato Vavà sulla sinistra, ha cercato l'azione personale senza inquadrare però lo specchio di porta. Rientra Federico Nardi al posto di Lucayan, e proprio Nardi a giocare questo pallone, la Veronica, buono stile per lui, palla all'indietro. Federico Nardi a segno in questa stagione finora 3 volte, lui anche a pari merito Giannattasio, oggi squalificato, e William Roccia. Ancora Nardi, bella giocata con la suola a far correre sulla banda di sinistra, comunque non lontano dalla porta di Putano, Jorge Santos, che poi ci prova con il mancino fuori misura, però altra comunque occasione costruita dall'Olimpia Verona, che non sta assolutamente sfigurando. Come detto in apertura di cronaca, la squadra di Luca Castagna ha offerto in questa stagione, nonostante il solo punto. Nel frattempo la conclusione da posizione defilatissima da parte di Vavà, con Mazzoni che comunque concede il corner. E dicevamo di un Olimpia Verona che ha concesso, in una stagione in cui ha raccolto finora comunque un solo punto, le proprie migliori prestazioni contro le squadre più forti del campionato. Si vedono le partite contro l'Impus Roma, Napoli Futsal o Italservice Pesaro all'andata. Attenzione a Nardi, la grande occasione, la grande risposta da parte di Davide Putano, ripartenza veloce, velocissima dell'Olimpia Verona. Vedete il replay offertoci dalla regia curata da Filippo Piovesan, grande giocata di Nardi che aveva provato quello che forse era un tiro cross diretto anche verso il secondo palo, ha deviato Putano, anche un po' fortunato, visto che la traiettoria del pallone poi ha corso di poco fuori, di poco a lato, alla destra del palo. E dunque si è esaurita qui dopo con il tentativo da corner di conclusione volante fuori misura da parte di William Roccia. È rientrato nel frattempo sul parquet anche Mohabs, che prova una soluzione estemporanea, tanto velleitaria. Una conclusione ben lontana dallo specchio della porta difesa da Mazzoni. Mazzoni che rilancia molto bene verso Nardi, che stoppa veramente in modo pregevole. Claro, Ugas che cerca un pallone lungo impossibile da raggiungere per Juan Ignacio Claro. Rientra Portinari, va a sedersi in panchina, a rifiatare William Roccia. Sul parquet in questo momento Mohabs, André Ferreira, Caruso e Belloni per Scarpitti, oltre al portiere Putano.
Oltre a Mazzoni ci sono invece Nardi, Ugas, Portinari e Claro per Luca Castagna. 7:40, 0-0 al Pala GSM Heim. Mohabs ha un po' di spazio per azionare, nuovamente il destro, sempre molto intraprendente il marocchino. 6 reti dicevamo per lui già in questa stagione, in questo scorcio di stagione, arrivato appunto nel mercato di riparazione in prestito dagli spagnoli del Valdepenas, una delle tante operazioni nel mercato invernale per la società della presidentessa Simona Marinelli e del patron Lorenzo Pizza. La giocata di Mohabs che litiga un po' col pallone, va a perdere un tempo di gioco, è costretto a tornare all'indietro da André Ferreira. Belloni sfida occhi negli occhi Portinari, è costretto a tornare sulla sinistra per Mohabs che punta secco. Grande giocata in fase difensiva di Ugas, che poi è un po' sfortunato perché rialzandosi dopo la scivolata con il pallone ormai riconquistato va praticamente ad incespicare sul pallone e concede nuovamente la giocata a Mohabs, che ha giocato all'indietro da André Ferreira De Santana, il cui destro è terminato lontano però dai pali di Mazzoni, che con le mani ha già fatto correre per Ugas. Un po' fermo in questo momento l'attacco dell'Olimpia. Juani Claro in zona pericolosa, va però bene in verticale da Nardi. Grande giocata quasi calcistica per lui che fino all'anno scorso appunto giocava a calcio a 11. Bella la giocata di Ugas, che poi va a costringere Putano, che cercava anche di trattenere questo bolide da parte del giocatore sardo, ex Nuova Comauto Pistoia. Davvero bella, davvero bruciante la partenza di Ugas da una posizione di surplus a portarsi il pallone sul destro e a calciare forte verso Putano, che mette in corner. Ancora Ugas, ancora potente Ugas, questa volta il pallone si perde sul fondo, non di molto però. 6:42, ancora pericolosa l'Olimpia Verona che non sta assolutamente sfigurando nuovamente contro una big del campionato, anche se l'Ital Service Pesaro ha avuto grandi problemi di continuità in questa stagione. Ricopre attualmente l'8° posto con 36 punti, cerca per oggi di consolidare il piazzamento playoff e appunto un posto tra le prime 8 da portare fino al termine per appunto guadagnare i playoff. Belloni, dicevamo l'Olimpia Verona, dicevamo dell'Ital Service Pesaro, che è una delle squadre più forti in casa, seconda alle spalle solo dell'Olympus Roma. Ha perso fin qui una sola volta lo scorso 3 novembre, anche se una volta era stata sconfitta dal Savia Testa Mantova, salvata poi dalla vittoria a tavolino per 6-0. Attenzione a Mohabs che ha recuperato palla su Ugas, grande recupero di Ugas, c'è il fischio di De Ninno con tutta la panchina giallo-blu in campo. Ugas aveva colpito nettamente e chiaramente il pallone in bello stile, tra l'altro recuperando su Mohabs. È stato invece fischiato il fallo da De Ninno e il cartellino giallo, che in quel caso, a quel punto, a termini di regolamento era sacrosanto, visto l'intervento a fermare un'azione pericolosa con Mohabs lanciato davanti a Mazzoni e l'intervento alle spalle da Tergo su Mohabs. Certo che l'intervento sembrava nettamente sul pallone, anche se dalla regia mi fanno segno che, riguardando un attimo il replay, l'intervento sembrava invece irregolare e dunque la decisione di De Ninno sembra corretta. Intervento di Luca Ian su Barichello a fermare e a stoppare sul nascere il tentativo di conclusione da parte del 24. Il 19 invece Mohabs a provarci ancora per l'ennesima volta in questa partita. Gli scampoli finora in campo per lui, certo che non è riuscito finora ad inquadrare mai lo specchio della porta di Mazzoni, che ha poi lanciato verso Luca Ian senza fortuna. Dicevamo di un'Ital Service Pesaro che è la seconda squadra migliore in casa di tutto il campionato, alle spalle solo dell'Olympus Roma, una sola sconfitta fin qui lo scorso 3 novembre, oltre a quella ha perso in casa solo contro la Sandro Battavellino 4-1, poi aveva perso 5-2 anche contro il Savia Testa Mantova, poi però vittoria 6-0 a tavolino per l'irregolare iscrizione indistinta di un giocatore della Savia Testa Mantova. Attenzione a Jorge Santos verso William Roccia. Nel frattempo c'è l'intervento ai suoi danni falloso proprio dopo la giocata dello spagnolo da parte di Mohabs, che viene ammonito. È il secondo giallo della gara dopo quello estratto all'indirizzo di Jacopo Ugas poco fa. Il quinto fallo della gara, terzo per l'Ital Service Pesaro. C'era stata la bellissima fuga di Jorge Santos sulla banda sinistra.
Il tentativo poi di servizio verso il secondo palo, verso William Roccia, che in scivolata era arrivato all'appuntamento col pallone senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Su di lui però l'intervento in ritardo in scivolata da parte di Mohabs e quindi il fischio da parte di De Ninno, che va ad estrarre per la seconda volta il giallo in questo primo tempo, dopo quello estratto poco fa verso Jacopo Ugas. Questo per Mohabs. Oggi squalificati Murilo Schiocchet per l'Ital Service Pesaro. Murilo Schiocchet, che è il miglior marcatore dei rossiniani in stagione con 17 reti. Tra l'altro prima di lui solamente 5 giocatori in tutta la Serie A: Fortino, Marcelino, Patias, Cabessa e Giappa Vieira. Mentre invece è squalificato Dario Raffaele Giannattasio per l'Olimpia Verona. In diffida Luca Ian. William Roccia calcerà lui il calcio di punizione per l'Olimpia, con Luca Ian appunto che va a controllare, scambia con Ugas, cerca poi imbucata verso Portuga, giocatore che aveva aperto le marcature nel match d'andata dello scorso 24 novembre al Pala Mega Box di Pesaro. Vittoria poi 2-1 della squadra di Scarpitti, con la rimonta firmata Murilo Schiocchet, 2 reti, 2 appunto delle sue 17 reti stagionali, a cui se ne sono aggiunte 3 in Coppa Italia per un totale di 20. Rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona quando mancano 5 minuti e 17 secondi. Il punteggio è ancora quello di partenza, 0-0 al Pala GSM Heim. Sul punto di battuta Luca Ian, che gioca all'indietro per Portuga, che prova di prima intenzione a cogliere impreparato Puttano, che ha visto di peggio in questa sua partita. Il destro che si perde sul fondo da parte di Portuga. Va, servito da Barichello, colpito poi in ritardo da Luca Ian, concede il vantaggio. Vediamo se ci sarà poi un fallo cumulativo all'indirizzo proprio della bestia giallo-blu. Belloni punta e cerca di disorientare Portuga, torna poi all'indietro da Vavà, ora Tony Dandella, ancora Vavà. Belloni cerca una lunga fase di possesso di palla, l'Ital Service Pesaro, per scombinare le linee difensive della squadra di Castagna. Ancora Barichello che cerca di andare verso l'interno, recupera palla, Portuga può invollarsi, Portuga che calcia e trova però l'esterno della rete, dando solo l'illusione del gol. Non è stato ravvisato il tocco da parte di Tony Dandelli in scivolata, quindi riparte l'Ital Service Pesaro. Si lamenta tantissimo Portuga verso Perona. Perona che estrae poi il giallo per William Roccia per proteste. Terzo cartellino giallo della gara. Rivediamo l'occasione per Fabiano D'Oliveira Barreto. Portuga che si era involato dopo la palla recuperata da Jacopo Ugas. Aveva calciato, c'era stata la deviazione di Tony Dandel in scivolata, in disperato intervento difensivo. Palla però che si è persa sull'esterno della rete, aspettava il corner, era fermo Portuga, si stava dirigendo verso il corner per andare a battere il calcio d'angolo. È ripartita però velocemente l'Ital Service Pesaro, sfruttando anche appunto una condizione di superiorità numerica e una situazione di impreparazione da parte della difesa giallo-blu. Tony Dandel però ha sprecato tutto con un destro fuori misura che si è perso largo sul fondo. Era entrato sul parquet per Castagna anche Emanuele Fiore, anche lui è arrivato a gennaio con Juan Ignacio Claro alla vigilia del match contro lo Sporting Sala Consilina di fine gennaio, dello scorso 27 gennaio. Emanuele Fiore, laterale classe 2002, nativo di Cosenza e cresciuto nella formazione calabrese di Serie B del Casali del Manco. Barichello punta William Roccia, lo supera, cerca sul secondo palo Tony Dandelle, ben appostato Luca Ian che poi fa ripartire per un attimo però in modo non risolutivo la squadra di casa. Recupera Vavà che va all'indietro da Puttano. Tony Dandel, Belloni, lungolinea per Barichello che va a guadagnare spazio davanti a William Roccia, che poi però si fa perdonare, si riscatta con questo ottimo intervento difensivo in scivolata, stoppare la conclusione del 24 ex Cus Molise. Lo scorso anno 34 reti, quest'anno finora invece 10 gol, equamente divisi 5 e 5 tra Eco City Genzano e Ital Service Pesaro. Tony Dandel calcia, Tony Dandel con un destro che si perde di poco a lato, sembrava sulla traiettoria come possiamo rivedere dal replay. Mazzoni colto però forse in controtempo dal destro del 5 classe 90 e dunque
Non c'è stata alcuna deviazione, rinvio dal fondo, buono l'intervento difensivo da parte di Marco Belloni a favorire poi l'azione di Umberto Caruso. Il fallo ai suoi danni di Emanuele Fiore, che ora esce e lascia nuovamente campo a Jorge Santos Rodriguez. Rientra lo spagnolo, ex in Italia Fortitudo Pomezia, in patria in Spagna Jaén Levante Saragossa e il Pozo Murcia nella Serie A del proprio paese. Duello poi da terra tra Caruso e Lucayan. La rimessa letale dovrebbe essere giallo-blu, ma De Ninno vuole prima procedere alla pulizia del parquet, con Caruso che da terra appunto ha lasciato forse qualche segno, perché chiazza che scivolosa potrebbe creare qualche problema ai giocatori in campo. Si procede dunque alla pulizia del parquet in quella zona proprio davanti alla panchina giallo-blu. Bella partita comunque qui al Pala GSM Heim, 2 minuti e 50 secondi al termine del primo tempo, sempre 0-0, sempre massimo equilibrio tra Olimpia Verona e Ital Service Pesaro, match che chiude il quadro del 25esimo turno, 10° di ritorno della Serie A New Energy. Lancio, il tentativo poi di testa di Lucayan fermato da Puttano, poi il mancino di Jorge Santos Rodriguez, può ripartire l'Ital Service Pesaro. Attenzione a Vavà che cerca sulla sinistra e trova Tony Dandella all'indietro per André Ferreira, posizionato proprio all'interno del cerchio di centrocampo. Vavà, Tony Dandella, si è perso un po' lo slancio dell'azione dell'Ital Service Pesaro e dunque i rossiniani che manovrano un po' più distanti, con meno ritmo rispetto a qualche secondo fa il pallone. André Ferreira cerca la giocata verso Vavà, capito tutto Lucayan, che poi cerca Jorge Santos Rodriguez con un pallone fuori misura. È proprio Lucayan che chiede scusa e poi esce, chiedendo nuovamente scusa al compagno che ora va a toccare per un attimo il pallone che torna comunque sui piedi di Caruso, che salta, che serve, scusate, Tony Dandel che salta William Roccia. Si lamentano tutte e due le squadre, si lamentano i giocatori dell'Ital Service Pesaro, con De Ninno che non ha fischiato il fallo, secondo loro, di William Roccia su Tony Dandel. Si lamentano i giocatori dell'Olimpia, forse chiedevano il fallo invece a loro favore. Ha battuto la rimessa André Ferreira verso Tony Dandel, altra conclusione fuori misura. Difettano di precisione le conclusioni della squadra di Fausto Scarpitti. Quella invece di Luca Castagna sta difendendo alla grande, con grande onore. Il risultato 0-0 ancora, quando siamo entrati da poco nel 19esimo minuto. Jorge Santos molto vicino alla porta di Mazzoni, rischia un po' ma riesce ad andare via. Tony Dandel recupera palla però molto bene André Ferreira. Attenzione Caruso, Caruso recupera palla e non perdona l'Ital Service Pesaro, che al 19esimo minuto va in vantaggio con Umberto Caruso, 1-0. 17esimo gol stagionale per il pivot classe 93, distribuiti tra Eco City Genzano e Ital Service Pesaro, per l'esattezza il 7° con la maglia biancorossa per il pivot ex Futsal Pescara. Lo scorso anno 14 reti in Abruzzo per lui, e appunto quest'anno le reti sono già 17, ne aveva segnate 10 con l'Eco City e ora sono 7 con l'Ital Service. Al 19esimo dunque vantaggio per la squadra di Scarpitti, con Caruso che non ha perdonato Mazzoni e l'ha superato con un diagonale mancino, non ha lasciato scampo all'estremo difensore classe 2001. Cerca dunque di reagire ora la squadra di Luca Castagna, cercando di raggiungere il pari. Cerca la giocata Portuga, fermato prima da Tony Dandel, poi in modo definitivo da Puttano. Recupera poi palla Juani Claro tenendola in campo, anzi no, palla che è uscita e l'ultimo tocco è proprio del numero 9 argentino, ex in Italia Arzignano Civitella Active Network e Bernalda. Ultima esperienza appunto con i lussemburghesi del Differdange, per lui che nativo di Buenos Aires è anche campione del mondo, anzi scusate, campione del Sud America con la nazionale albiceleste Under 20. Caruso ha ricevuto da André Ferreira, difeso bene palla, poi con una sbracciata regolare ad allontanare di qualche metro Juani Claro, sempre molto potente, molto possente Caruso. In frattempo ci sarà un calcio di rigore in favore dell'Ital Service Pesaro, perché c'è stata, dopo la corta respinta di Mazzoni
sul destro di Barrichello, una vistosissima netta trattenuta da parte di Portuga su Umberto Caruso e dunque calcio di rigore a 51 secondi dal termine del primo tempo per l'Italservice Pesaro. Sento di dire correttissima la decisione di Perona, di Biella, a sanzionare la netta, evidente trattenuta di Portuga su Caruso, che stava raggiungendo il rimbalzo, catturando il rimbalzo sulla corta respinta di Mazzoni sul destro di Barrichello. Calcio di rigore dunque per l'Italservice Pesaro, che a 51 secondi dalla sirena dell'intervallo potrà raddoppiare il proprio vantaggio, portarsi sul 2-0, e sul dischetto va proprio Mateusz Barrichello alla ricerca dell'11° gol stagionale, il sesto con la maglia dell'Italservice Pesaro. La rincorsa del numero 24 Barrichello contro Mazzoni. Parte Barrichello, 2-0, non perdona il classe 95 a 51 secondi dal termine del primo tempo. Olimpia Verona 0, Italservice Pesaro 2. Freddissimo a spiazzare Mazzoni, il numero 24, e per lui dunque sono 11 le reti stagionali, 5 con l'Ecco City Genzano, ora 6 con l'Italservice Pesaro, dunque va a superare il bottino personale ottenuto con la maglia dell'Ecco City, invece appunto con i gol realizzati con la maglia dell'Italservice Pesaro. Una rete realizzata anche in Coppa Italia nel match perso contro l'Olympus Roma dopo i supplementari, il match di secondo turno dei quarti di finale. L'Italservice Pesaro che aveva ottenuto il passaggio del turno vincendo 6-4 sul parquet della Sandra Batte Avellino, al Palla del Mauro appunto di Avellino, e poi ha perso ai quarti di finale contro l'Olympus Roma. Barrichello anticipato netto da Mazzoni, molto bravo l'estremo difensore giallo-blu, che poi esce dalla propria area di porta, serve Luca Jan, poi William Roccia, mancano 18 secondi al termine. William Roccia che va a perdere l'attimo, a essere un po' indeciso sul da farsi. Va un po' di spazio, va col destro, va Caruso sotto porta, non riesce a coordinarsi nel miglior dei modi. Umberto Caruso vicino alla doppietta personale, un autentico fattore fin qui. Vediamo nuovamente il replay con Vavà che cerca il destro, prova il destro, la parata di Mazzoni, e poi Caruso sul tap-in non riesce ad inquadrare lo specchio di porta, andando a calciare alto sulla traversa in acrobazia con il mancino. Un autentico fattore, dicevamo, Umberto Caruso, che ha prima segnato al 19° minuto il gol del vantaggio, e poi a 51 secondi dal sirena dell'intervallo, sirena che è suonata in questo momento, è andata a guadagnare un calcio di rigore poi realizzato da Mateusz Barrichello. Dunque appunto con le reti di Caruso e di Barrichello su calcio di rigore l'Italservice Pesaro va in vantaggio di 2 reti all'intervallo. Ci sentiamo tra poco, sempre qui, sempre su Futsal TV, sempre dal Pala AGSM Heim, per la ripresa di Olimpia Verona Italservice Pesaro.
Bentornati dal Pala AGS Heim di Verona, dove Olimpia Verona e Ital Service Pesaro hanno fatto il proprio rientro sul parquet, pronti a dare il via alla ripresa di questo 25esimo turno, il 10° di ritorno della Serie A New Energy. Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio, il doppio vantaggio 2-0 della squadra di Fausto Scarpitti. Risultato maturato tutto nel finale tra il 19esimo e il 20esimo minuto, con le reti di Umberto Caruso e di Matteus Barichello dal dischetto. Ricordiamo che oggi, in caso di mancata vittoria, l'Olimpia Verona conoscerebbe la matematica retrocessione in Serie A2 Elite, non riuscendo con sole 5 giornate da giocare a raggiungere nemmeno la zona playout. C'è ancora però un tempo, ci sono ancora 20 minuti di gioco effettivo per la squadra di Luca Castagna per rimettere in piedi questa partita e per trovare la rimonta, impresa quasi impossibile per una squadra che in stagione finora ha raccolto un solo punto, ma nulla è impossibile e in questo sport abbiamo visto sempre molte sorprese e sempre molti capovolgimenti di fronte. Attenzione a Lucayan che spalla la porta e cerca di servire William Roccia, che arriva giusto in tempo per guadagnare quantomeno la rimessa laterale sulla pressione di André Ferreira. All'indietro William Roccia proprio per Portuga. Comunque un Olimpia Verona che ha giocato un ottimo primo tempo, giocando alla pari o quasi con il più quotato e più forte avversario e soccombendo solamente nel finale di frazione, anche con due ingenuità più spesso viste in questa stagione per la squadra di Luca Castagna, che prima ha perso palla in zona pericolosa favorendo il vantaggio di Umberto Caruso e poi ha regalato un calcio di rigore con l'ingenuità di Portuga, che ha vistosamente trattenuto proprio il pivot ex Eco City Genzano, e un altro ex Eco City, Barichello, ha colpito e non ha perdonato dal dischetto. Il primo tentativo di questa ripresa dopo 1 minuto e 3 secondi di gioco per Jorge Santos, senza problemi Puttano, che ha raccolto la palla sul fondo e ha già fatto ripartire con il rinvio i compagni. Tony Dandel, André Ferreira, scambiano velocemente i due ancora verso Tony Dandel, che sbaglia però la palla guadagnata da Lucayan, trattenuto da Tony Dandel. Si lamenta verso De Ninno, il capitano gialloblu in diffida, tra l'altro deve stare attento se non vuole essere squalificato. Olimpia che oggi deve rinunciare per squalifica proprio a Giannattasio. Rischia un po' Lucayan con queste reiterate continue proteste. Aveva raccolto palla, recuperato palla sul disimpegno errato proprio di Tony Dandel. Aveva cercato poi lo scambio, il dai e vai con Jorge Santos, che l'aveva messo in condizione di andare ad involarsi verso la porta di Puttano, trattenuto, a dire la verità, piuttosto leggermente e in modo veniale da parte di Tony Dandel. Si è fermato, ha completamente stoppato la corsa Lucayan per portare a casa il fallo. Non c'è in pensieri. Attenzione a Portuga che sbaglia a tu per tu con Puttano. Altra grande occasione per l'Olimpia Verona, sconsolato in panchina. Guardate la grande occasione, sconsolato in panchina Luca Castagna. Diciamo di De Ninno, che non si era fatto ingannare, diciamo, del tentativo di Lucayan di portare a casa il fallo. E poi l'azione di Portuga, che si è potuto involare da solo, tutto solo, a tu per tu con Puttano, ma gli ha sparato addosso. È stato ipnotizzato dall'estremo difensore dei rossiniani, classe 85. Lucayan cerca poi con la spalla di far correre e di restituire il pallone a Jorge Santos, che l'aveva trovato molto bene, una palla scodellata. Caruso spalla alla porta, sempre molto bravo a difendere il pallone, lavoro preziosissimo per lui, che poi aggiunge anche tanti gol, ben 17 in questa stagione. Jorge Santos cerca di saltare, senza fortuna André Ferreira, torna all'indietro poi da Tony Dandel, che smista sulla destra per Marco Belloni, ancora Belloni sulla banda per Caruso, che controlla male però il pallone, se lo trascina oltre la linea laterale del campo. Si procederà dunque ad una rimessa in gioco per l'Olimpia Verona. Sul punto di battuta Jorge Santos Rodriguez. Siamo al minuto 2:34, 17:26 al termine del match, sempre 2-0 per l'Ital Service Pesaro, con le reti di Caruso e Barichello. Nel frattempo prova ad involarsi William Roccia. Si lamentano ancora i componenti della panchina gialloblu nuovamente all'indirizzo di De Ninno, che anche in questo caso ha preferito sorvolare sull'incrocio della corsa tra
Roccia e André Ferreira. Jorge Santos, gran gioco di gambe, Jorge Santos col mancino, Jorge Santos, grande giocata del 16 giallo-blu che ha saltato netto di gran carriera due avversari, ha poi cercato sul secondo palo Lucayan, c'è stata la sporcatura, guardate la grande giocata, c'è stata la sporcatura proprio di Umberto Caruso, decisivo su entrambi i lati del campo, sicuramente un fattore in zona offensiva con il gol del vantaggio e il rigore a guadagnarsi, il rigore del raddoppio poi realizzato da Barrichello, e in questo caso decisivo anche in fase difensiva a togliere il pallone proprio dalla disponibilità di Lucayan, che avrebbe potuto depositare senza problemi nella porta sguarnita, ma è stato decisivo l'intervento del numero 18 biancorosso. È proprio lui che fa correre per Vavà, che però fallisce l'aggancio con il pallone. Grande occasione
fianco destro per lui. Nulla di grave, per poter riprendere senza problemi Matera Pellievoli, Manfredon, Ribustrone che scala. Palla verso splendida palla sul secondo palo verso Vavà, la deviazione volante, vedete il replay grande, davvero parata distinto di riflesso da parte di Alessandro Mazzoni.
Claro, Portuga, dietro per l'italiano, viene a lungo e cerca di sconfinare ancora verso Rossa sulla destra, difensivo del Portuga, splendido suggerimento centrale per la corrente buona e sicura, la volta praticamente Verona per il possibile pari. Settimo gol la propria stagione, 2-1. Ormai raggiungere quel pallone, termine della legge, 45 secondi di speranza per la Liga Verona che finisce poco fa alla rete 8 minuti ora. Jacopo Ugas lanciarsi ex nono comando Pistoia verso William Ocha, ha recuperato palla di Service, è andata veloce in verticale Tony Dall'Ero, tu per tu con 3-1 all'inizio 13 della ripresa.
poco fa da Tony Daniele, vedete numero 7 nel campionato stagione. 4-1. Invece del quarto gol stagionale, terzo in campionato, più uno in Coppa Italia. Claro. Argentino ha trovato il primo gol di Gallo. Bororges a pizzicare la pallone, a metterlo in corner a 5-13 l'ultimo quarto di difesa, 5 minuti di
Italiano dato seconda, circa la quarta. Appunto del laterale ex Cuscolese per il 11° gol stagionale, il 7° con la maglia di Salvi Pedro, 5 realizzati con le prima metà di questa stagione. Per Barichello si tratta appunto del 7° gol il partito del Pala Volata, 8 gol 5-1, troppo severo per l'Inter Verona, forse è proporzionale rispetto a quanto lo risegnato, ufficialmente finito esperienziato. Prima gol il campionato della Prova a controllare la bolla del cavaliere. Barichello, ancora il passivo Fiore. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione e sentirci per i prossimi appuntamenti di Calcio su Futsal TV da Giacomo Motta.